presentiamo il libro di Gerardo Monaco, qui accanto a me, dal titolo quanto mai intrigante, Il terzo segno del diavolo. Allora, Gerardo è nato a Capua e di professione fa l'avvocato, però ha molteplici interessi. Allora, questo è il suo romanzo d'esordio ed è una storia molto avvincente, è disseminata di emozioni, di colpi di scena che tengono il lettore proprio con il fiato sospeso, e questo è il premio di un libro, cioè il libro è valido quando il lettore, una volta aperto, che si tratti di thriller, vuole andare a vedere cosa succede alla fine, vuole andare avanti, vuole sapere quali sono le avventure che si susseguono. Dicevo prima un thriller, questo è un libro che è difficile catalogare perché è un thriller, un giallo, talvolta c'è del surreale e c'è anche l'horror, che devo dire di solito a me non piace, invece in questo libro devo dire che ci sta proprio bene. Ecco, c'è la magia, c'è il soprannaturale, ecco, anche qui, come dicevamo prima, con tutte le sue attività e tutti i suoi interessi, pure qua vorrei dire che cosa non c'è, ecco, tutte queste situazioni, tutte queste avventure, tutti questi colpi di scena, eccetera, si susseguono intorno ad una giovane ragazza che si chiama Evelina, non Evelina, Evelina mi è piaciuta l'italiana, che mi è piaciuta, è la voce narrante, e ai suoi parenti, ognuno dei quali, e questa è un'altra cosa molto bella, ha una ragione d'essere nello sviluppo della storia, cioè Evelina è ovviamente il fulcro, però ogni personaggio ha la sua valenza, come poi vedremo. Ecco, volevo chiederti perché hai scelto questo genere che è incentrato soprattutto su sedute spiritiche, fantasmi, medium e reminiscenze. È un argomento che ti interessa, che ti colpisce? Allora, innanzitutto buonasera. Niente, in effetti io penso che la classificazione di genere abbia un valore essenzialmente commerciale, nel senso che immaginando di dover vendere questo libro, quindi di doverlo collocare da qualche parte, in effetti lo dobbiamo mettere, però probabilmente nelle intenzioni non c'era una volontà così marcata di indirizzarlo in un senso piuttosto che in un altro. Quando è stato mandato in visione per la valutazione alle varie case editrici, quando quindi era ancora un manoscritto, non ancora un libro, al di là dell'apprezzamento del gradimento, il commento condiviso assolutamente era proprio questo, cioè il terzo segno del diavolo è una contaminazione di elementi di generi letterari differenti, che probabilmente anche inedita, nel senso che non si ritrova facilmente, però efficace, comunque funzionale nell'economia della storia, nella costruzione della storia. Quindi in linea di massima, per quanto mi riguarda, è anche abbastanza semplice presentare il libro, perché basta passare in rassegna i singoli elementi di cui dicevamo prima e viene fuori la costruzione della storia. Sicuramente la saga familiare è dominante. Ci sono ragioni ben precise, penso ci sarà modo di indagarlo, sì. E la saga familiare, che poi in effetti è una riscoperta, perché sembra comunque, da quello che mi dicono, si sia un pochettino smarrita nelle produzioni letterarie più recenti. I romanzi d'appendice, c'era la famiglia che era il fulcro, era il clou proprio. Esatto, anche perché poi la storia si sviluppa lungo un ventennio, quindi abbraccia almeno 3 generazioni, voglio dire, c'è dalla matrona, la donna non l'età grave impedisce di udire la lucina del bimbo interiore, anzi invita forse e aiuta, mancando l'altro chiasso intorno ad ascoltarla nella colomba dell'anima. Vuoi il nuovo? Ma sai che nelle cose è il nuovo per chi sa vederlo, e non ti indurrai a trovarlo affatturando e sofisticando. Il nuovo non si inventa, si scopre. La puoi dire al fanciullo. Cioè io penso veramente che... E questa me la dedico a te stesso.